Abbiamo un traffico di persone che viaggiano a bordo dei treni nella nostra regione, parlo soltanto di Mestre e di Venezia Santa Lucia, sono 80.000 persone al giorno più o meno, sono 700 treni che arrivano e ripartono da Mestre, sono 350 treni che invece arrivano e partono da Venezia Santa Lucia, cioè nel corso dell'anno abbiamo milioni di persone. Proprio alla luce di questi numeri, il dirigente della Polfer del Veneto evidenzia come l'episodio di molestia avvenuto nei giorni scorsi a bordo di un treno regionale a danno di una ragazza, il cui aggressore è stato poi preso in poco tempo anche grazie ai social, sia in realtà un episodio abbastanza isolato. Inquadrando questi fatti in questo, contesto più generale, ci rendiamo conto che chiaramente è una cosa da attenzionare, però numericamente ecco, non appare come un vero e proprio allarme. La Polfer vuole rassicurare soprattutto le donne che dopo gli episodi di molestie avvenuti anche in altre città si sentono poco sicure, dando loro dei consigli. E bisogna anche considerare il contesto generale per dire che nelle stazioni dove la Polizia Ferroviaria è presente, indubbiamente la nostra presenza di fatto previene per la maggior parte dei casi l'accadere di questi fatti delittuosi. C'è tutta un'attività magari che ecco, la donna può cercare di individuare prima che accade e in quel momento mettersi nelle condizioni di essere aiutata, segnalando che sta subendo un disagio, che c'è un'attenzione assolutamente non voluta da parte di una persona. E poi specialmente una volta fatto questo, quindi richiamare l'attenzione di qualcuno su di lei, chiamare chiaramente l'intervento delle forze dell'ordine.